Devastante incendio a Brendola, nel Vicentino, a fuoco una ditta di vernici, esplosioni e fiamme, paura tra i cittadini, in cielo si alza una nube nera visibile fino a Schio, si teme possa essere tossica. La nube nera invade anche l'autostrada, tratto chiuso tra Montecchio e Montebello, l'appello del sindaco di Brendola ai suoi cittadini, restate in casa. All'indomani della tragedia in Lagune, la morte della dodicenne Cecilia Piva nello scontro tra il Barchino e la Briccola, la testimonianza dei soccorritori, impossibile dimenticare la disperazione del papà, sotto accusa l'onda provocata da un lancione. Parla uno dei bagnini aggrediti a Jesolo dalla baby gang trevigiana, 15 identificati su 30, in arrivo le prime denunce, ora abbiamo paura, dicono. L'incendio scoppiato ieri nella zona boschiva a nord di Cortina è ormai praticamente domato, ad annunciarlo l'assessore regionale alla protezione civile Bottacin, ora le cause al vaglio. Problemi tecnici e operativi, il Comune di Venezia ha nuovamente rimandato l'entrata in vigore del contributo d'accesso da settembre slitta a gennaio. Il corpo di un soldato italiano ritrovato sulle Meletti in altopiano di Asiago, uno dei campi di battaglia più cruenti della Grande Guerra, continua a restituire i resti dei nostri militari. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali è in primo piano, la giornata di paura vissuta che si continua a vivere a Brendola, ma non solo a Brendola, per il devastante incendio che ha aggredito e distrutto una ditta di vernici, provocando esplosioni, fiamme e una densissima, enorme nube nera che si è alzata in cielo ed è arrivata fino all'autostrada, visibile fino a Schio da molti paesi limitrofi, tanto da dover costringere a chiudere un tratto di A4 nel Vicentino, una giornata davvero di paura e il timore anche che questa nube possa essere tossica. Il primo servizio. Dei scoppi, sono tutte le vernici, dei porti dei vernici, sono dei pozzi e hanno preso fuoco, capito? Poi si saltavano per aria. Ore 12:30 a Brendola, alla Bisol, ditta di vernici in via dell'Orna, si scatena l'inferno. Scoppi, bidoni che volano, le fiamme e un'enorme nuvola nero-pece che si alza alta in cielo. La colonna nera di fumo è visibile da Vicenza, da Schio ed anche il satellite immortala lo scoppio e la nuvola nera. In un attimo le fiamme avviluppano tutto ciò che le circonda, le auto dei dipendenti, i capannoni dell'azienda. Al momento sembra che nessun lavoratore sia rimasto coinvolto, ma bisognerà aspettare ancora per averne la certezza. Sul posto arrivano i vigili del fuoco da tutto il Veneto al lavoro, con oltre una ventina di automezzi e una cinquantina di uomini. Il calore è fortissimo, le fiamme lambiscono le vicine aziende e si teme il propagarsi. Intanto si bagnano le vetrate di una delle aziende che dà proprio sull'incendio, mentre poco più in là sembra prendere vita un altro focolaio. Il vento fa il resto, alimentando la nuvola nera che potrebbe essere tossica, spingendola verso le altre aziende. Un odore acre, forte, si propaga mentre le fiamme bruciano furiose. La società Autostrade chiude il tratto di autostrada da Montecchio e la Bisola è confinante, il fumo nero rende scarsa la visibilità e c'è il rischio di ulteriori esplosioni. Tutto attorno si ferma, gli operai, i lavoratori delle aziende limitrofe escono dai capannoni tra curiosità e paura, guardano preoccupati l'incendio che infuria e si sta mangiando una tra le più grosse aziende della zona. Bloccate le strade attorno, carabinieri, polizia locale sbarrano il transito. Sul posto arrivano i tecnici dell'ARPA, va loro il compito di capire il rischio e la pericolosità di quanto si è sviluppato e volato in aria. Sul posto i volontari della protezione civile allontanano i curiosi, evacuata la zona. Attenzione, attenzione! Protezione civile di Brendola, indicazione sindaco! A metà pomeriggio i vigili del fuoco finalmente riescono a contenere l'incendio, ma il loro lavoro è tutt'altro che terminato. La nube nera fa paura, quella nube nera alzatasi in cielo, vista da tantissimi comuni anche vicini a Brendola. Intanto proprio a Brendola arriva l'appello del sindaco ai cittadini: restate in casa. Visto il fumo da sopra il comune, quindi sono sceso giù velocemente, abbiamo avvisato protezione civile, i vigili del fuoco erano già sul posto, a Pirete Gas perché c'è anche una cabina di media portata del metano, i cittadini di stare chiusi in casa.
Per i primi 500 metri qua attorno dobbiamo evacuare la zona perché ci sono bombole e quindi di vernici, potrebbero esserci scoppi. Adesso prima delle 7 avrò notizie su com'è l'aria e dopodiché decideremo, mi diranno l'ARPA cosa dobbiamo fare, però per ora tutti i cittadini, mi raccomando, chiusi in casa. Fa paura quella nuvola densa di fumo nero che si è sviluppata dall'incendio della ditta di vernici di Brendola, il rischio di una sua tossicità è alto e così anche altri comuni da Arzignano alla stessa Vicenza hanno fatto scattare l'avviso a tutti i cittadini di chiudere porte e finestre e non stare all'aperto in attesa dell'evolversi della situazione. Questo è un disastro ambientale. Hanno già ragionato tutte le persone dalla parte di là, perché si sa la natura del fumo, sono 180 kg di diluente su ogni punto, ce n'erano parecchi dietro lì. Si cercano notizie, c'è chi lì in quello che adesso è un inferno ha il figlio che lavora. C'è il figlio che lavora. L'ha sentito? Sì, però è tanto scosso, adesso vediamo dov'è, perché qua non l'ho trovato. Provo ad andare di là e vediamo cosa è successo. Ma cosa gli ha raccontato? È che ha preso fuoco tutto, basta che guardi, è un inferno dentro, veramente. Sono arrivato a 10 metri ma è un inferno, completamente. Speriamo che non ci sia morti. È un via vai di gente, dai volti sconvolti, ci si scambia informazioni per cercare di capire cosa è successo. Dicono il bunker, cioè dove tengono i prodotti pericolosi, che è scoperchiato, non so, il caldo, e adesso ha preso fuoco tutta la fabbrica, come sono i vigili del fuoco. Ci hanno fatto evacuare forse più per il fumo, noi siamo della Triventa Cavi, più per il fumo penso. Ha sentito lo scoppio? Ogni tanto si sentono ancora qualche scoppio, qualche contenitore che salta. Abbiamo sentito dei forti botti che eravamo in macchina e ci siamo fermati qua a vedere. Questa nuvola di fumo nera che ha oscurato persino il sole a un certo punto. Sì, noi l'abbiamo vista, eravamo ancora prima di Schio, quasi Valdagno, vorrei dire che si vedeva fin da subito, dopo pochi minuti che aveva iniziato sostanzialmente. Adesso ancora la cronaca, la tragedia consumatasi ieri in laguna, lo scontro tra il barchino con a bordo una famiglia veneziana e una briccola causato forse a quanto pare da un'onda provocata da un lancione, la morte terribile di una ragazzina di 12 anni, la testimonianza dei soccorritori volontari della Guardia Costiera giunti sul posto. La disperazione del papà che stava cercando di rianimare la figlia, ma purtroppo nemmeno il nostro operatore con il defibrillatore, con la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco non siamo riusciti a salvare la vita alla bambina. Questa è l'immagine che uno dei membri dell'equipaggio della Guardia Costiera intervenuto domenica in Bacan vicino a Sant'Erasmo non riesce a togliersi dalla mente. Roberto Piva mentre tenta disperatamente di salvare sua figlia Cecilia, morta a 12 anni dopo un terribile incidente. Un'onda con tutta probabilità provocata da un lancione Gran Turismo avrebbe sbalzato il barchino su cui si trovava la bambina insieme al fratello di 14 anni, il papà e la sua compagna. Sarà molto dura per loro, specialmente anche per il bambino, perché io l'ho visto molto, tremava e aveva gli occhi nel vuoto. Una scena scioccante, quella che domenica pomeriggio verso le 17:30 si sono trovati davanti i vigili del fuoco, Guardia Costiera e su M118 giunti sul posto dopo l'allarme. Nel giro di 4-5 minuti ci siamo trovati sul posto e abbiamo operato subito con il defibrillatore con il nostro operatore BLSD che avevamo a bordo. E nel frattempo, quando siamo arrivati, abbiamo visto che c'era già il papà, si presupponeva che fosse il papà di questa ragazzina che stava praticando il massaggio cardiaco, e niente, dopo a seguire sono sopraggiunti i mezzi della questura e l'APL dei pompieri e l'ambulanza. Cecilia sarebbe morta durante il trasporto in ospedale per aver perso troppo sangue dal braccio colpito probabilmente da un'elica. Ora sono in corso le indagini condotte dalla Capitaneria di Porto per chiarire eventuali responsabilità e le velocità dei mezzi che transitavano in quel momento. Ma questo incidente riapre la questione del moto ondoso, dei limiti del traffico acqueo. Esistono dei limiti che evidentemente non tutti li rispettano, e specialmente con le imbarcazioni di piccola stazza, quindi questi limiti sono fatti più per loro, perché un barcone del Gran Turismo non ha problemi. Sono le barche di piccola stazza che vengono sbattute a destra e a sinistra dalle grandi onde che fanno. Bisognerebbe avere tanto più rispetto delle persone, della gente che ci naviga in laguna e avere un attimo di correttezza e di pensare al prossimo, perché ho capito sì, le onde anomale ci sono, però se uno va in velocità sostenute
e succedono questi impatti cioè succedono queste cose qui, non si può fare a meno. Se invece uno mantiene una velocità moderata e comunque sta attento a tutto quello che concerne il codice della navigazione, magari diversi incidenti del genere si potrebbero evitare tranquillamente. Ancora dal veneziano, ma è una baby gang trevigiana quella che ha aggredito per ritorsione, per vendetta, 3 bagnini sulla spiaggia di Jesolo. Il gravissimo caso verificatosi ieri ha portato al momento alla identificazione di 15 minorenni, nei confronti dei quali il Questore di Venezia ha già annunciato misure molto severe. Sentite il racconto dell'accaduto dalla voce di uno degli operatori picchiati. Mi sono permesso di spingere questo ragazzo per fargli capire che stava esagerando e questo non ha fatto altro che girarsi e darmi un pugno in faccia. Paolo Coppo è il bagnino picchiato a Jesolo da un gruppo di minorenni trevigiani, una trentina quelli piombati in spiaggia, 15 al momento quelli identificati da polizia, carabinieri e vigili urbani. In partenza le prime denunce, mentre il questore di Venezia, Maurizio Mascio Pinto, annuncia sul litorale la stessa linea dura nei confronti delle baby gang messa in atto a Mestre. Tutto è nato da un rimprovero contro un ragazzo di origini magrebine, entrato in un'area vietata e delimitata da una catena. Ha reagito con il pugno, ne è nata una zuffa, sembrava finita lì, invece la banda di giovanissimi si è riorganizzata. Sono tornati a mezzogiorno e ci hanno minacciato e poi sono tornati alle 2:30 e mi hanno preso me come capo espiatorio, insomma, per fare quello che dovevano fare, e mi hanno picchiato una decina di persone. L'addetto al salvataggio mostra sotto il cappellino i segni del pestaggio. I lividi sono questi qua che si vedono sulla testa qua, e ho qualche botta sulla testa, ma cose che passano, diciamo. Quello che non passa è moralmente sono molto giù, perché vedi che ci sono dei ragazzi che non dovrebbero comportarsi così. Una banda di minorenni residenti tra Treviso e provincia, uno dei gruppi che gravita su via Roma secondo le forze dell'ordine. Un branco che non si è fatto scrupolo di compiere una selvaggia aggressione in una spiaggia gremita di persone. Dal mio punto di vista è stata una scena molto brutta, perché intanto la gente si è spaventata in una maniera incredibile e poi sti ragazzi che sono quindicenni non capisco perché hanno questi atteggiamenti arroganti e proprio da bande organizzate, insomma, che vanno in giro solo ed esclusivamente per fare questo. Loro sanno perfettamente quali sono le nostre possibilità nei loro confronti. Infatti più di qualcuno mi ha aggredito dicendo: se mi tocchi ti denuncio perché sono minorenne, e quindi purtroppo tu ti trovi non puoi fare niente. Ora i bagnini hanno paura, qualcuno vuole andarsene. Coppo chiede a chi di dovere di intervenire per poter lavorare, dice in sicurezza. Venerdì il questore terrà in commissariato a Jesolo una riunione operativa per affrontare la questione, incontrare gli operatori del settore turistico e annunciare misure già definite molto severe. E adesso l'incendio che ha interessato ieri pomeriggio la zona boschiva a nord di Cortina d'Ampezzo si è evitato fortunatamente il ripetersi di quanto accaduto, lo ricorderete, a Taibon a Gordino. Il rogo è praticamente spento, adesso si cercano le cause. La situazione è buona perché ieri sera gli elicotteri hanno operato fino a quando era consentito dalle condizioni di luce e quindi il grosso dell'incendio era già spento. Da questa mattina presto gli elicotteri della regione stanno intervenendo, continuando a effettuare lanci. Siamo nella fase, diciamo, a incendio praticamente spento, nella fase di bonifica. Dopo i momenti di preoccupazione vissuti nel primo pomeriggio di ieri è in netto miglioramento la situazione in zona Cortina, non lontano da Passo Cimabanche, dove un incendio ha interessato un tratto di bosco lungo circa 500 metri in località Zuoghe. In azione sono subito entrati i volontari antincendi boschivi di Auronzo, i tecnici dei servizi forestali e della protezione civile regionale e i vigili del fuoco, avvisati da alcuni escursionisti. Una tempestività che ha consentito di limitare il propagarsi delle fiamme ai lati dell'incendio, che poi raggiunta la vetta non ha trovato altro materiale di cui alimentarsi. Impossibile intervenire da terra, si è dovuto procedere dal cielo con 4 elicotteri. L'orario dell'incendio, l'assenza di vento, l'immediato intervento dei soccorsi hanno evitato il ripetersi di quanto vissuto lo scorso anno a Taibon.
Rimane in vigore il divieto assoluto di avvicinarsi per il pericolo di esplosioni, vista l'abbondante presenza di materiale che potrebbe deflagrare. A incendio completamente domato si potrà dire qualcosa sui danni, calcolati in circa 4-5 ettari di bosco bruciato, e anche sulle cause del rogo. Stanno facendo le loro valutazioni i vigili del fuoco che sono intervenuti nella giornata di ieri insieme a noi, e ovviamente lascio loro fare le valutazioni del caso. Non si sono, almeno per ora, sbottonati. Teniamo presente che in Veneto mediamente un incendio boschivo su 3 è di origine dolosa, quindi non è possibile escludere nulla al momento. Intanto si profilano rovesci temporali in queste ore sulle Dolomiti venete e anche da domani, in particolare nella seconda parte della giornata, nelle aree prealpine e pedemontane della regione. Ha reso noto la Protezione Civile regionale. In base alle previsioni meteorologiche di ARPAV è stato dichiarato lo stato di attenzione, cioè l'allerta gialla, per rischio temporale di eventuali fenomeni idrogeologici per le aree dell'Alto Piave, del Piave Pedemontano, dell'Alto Brenta, Bacchiglione Alpone, dell'Adige e Garda e dei Monti Lessini. Lo stato di attenzione permane sino alle 8 del mattino di mercoledì. Nonostante però i possibili fenomeni meteorologici attesi nelle aree montane e pedemontane, le temperature restano superiori alla media anche nei prossimi giorni, con massime in rialzo, quindi temporali che arriveranno ma non faranno calare le temperature. Adesso a Venezia per parlare di gestione dei flussi turistici. La cosiddetta tassa di sbarco era già slittata a settembre e adesso slitta a gennaio. Slitta al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore del contributo d'accesso a Venezia, spesso definito tassa di sbarco, introdotto nell'ultima legge di bilancio e che prevede il versamento dai 3 euro in su a seconda dei periodi per i turisti provenienti da fuori regione che visitano Venezia senza pernottamento. È il terzo slittamento e la quarta possibile data di partenza di un provvedimento che ha acceso dibattiti sulla sua applicabilità e polemiche sulla sua opportunità. Fissato originariamente per maggio, slittato quindi a luglio, poi a settembre e adesso a gennaio. La Giunta Brugnaro ha infatti approvato un emendamento alla variazione del bilancio di previsione con cui si propone di sospendere fino al 31 dicembre l'efficacia del regolamento comunale che istituisce il contributo. L'assessore al bilancio Michele Zuin l'ha definita una scelta obbligata a seguito dei diversi problemi emersi con i vari vettori interessati, tra quelli che segnalano criticità operative e gestionali legate soprattutto alle diverse modalità di vendita dei biglietti, a quelli che hanno già instaurato contenziosi impugnando al TAR il provvedimento, denunciando l'impossibilità di adeguare i propri sistemi informativi e operativi entro il 1° settembre 2019. Nel frattempo, ha precisato l'amministrazione comunale, sono già state individuate le procedure operative in grado di superare le criticità, che però dovranno essere oggetto di una necessaria revisione del regolamento. La sospensione fino a fine anno consentirà per l'appunto di rivedere il regolamento comunale già a settembre, in tempo utile per la piena applicazione da gennaio. Intanto c'è sempre la guerra a distanza tra il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli. Venezia situa a rischio UNESCO per colpa del ministro Toninelli. Un nuovo attacco oggi del primo cittadino. La questione è sempre quella delle grandi navi. Lei deve dirmi come risolviamo subito il problema delle navi. E allora noi abbiamo risolto un problema di emergenza, e dico in emergenza. Intanto mettiamo le Marghera nel canale Vittorio Emanuele e le togliamo da San Marco. Ogni cosa succede è sotto la sua responsabilità diretta, perché è lui che ha la responsabilità diretta. Quei fatti, purtroppo, per fortuna non luttuosi, ma comunque pessimi, che hanno danneggiato tantissimo l'immagine di Venezia, sono colpa del ministro, è sotto la sua totale responsabilità questo che è successo. Il ministro alle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli è chiamato ancora una volta sul banco degli imputati dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che gli imputa lo stallo nel quale è fermo il dibattito sulla croceristica in laguna. Nel 2017 l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura si era riservata di valutare se tenere ancora Venezia tra i beni patrimonio dell'umanità o retrocederla tra i siti UNESCO in pericolo. Tra i temi sul tavolo c'erano la gestione di un turismo dai numeri sempre maggiori e per l'appunto il passaggio delle grandi navi a ridosso della città. Schierato con l'intera giunta comunale, Brugnaro elenca il lavoro svolto da Cafarsetti per onorare gli impegni assunti con il Comitato per il Patrimonio Mondiale, elenco dal quale manca la soluzione al passaggio delle grandi navi dopo il rilancio di Toninelli sulla deviazione a Chioggia.
quel giorno che è venuto dall'elicottero, ha visto dall'elicottero le cose, poi è sceso, ha fatto una prosopopea su una barca, non so neanche se sapesse esattamente dov'era, tant'è che ha attaccato Porto Marghera. Non so se ha capito sul canale che faceva, escono le navi della Fincantieri che vengono prodotte lì, perché se quello è un rischio così grande per passare le navi, già che chiudiamo Fincantieri, già che dopo chiudiamo a Taranto, chiudiamo anche la Fincantieri. Marghera, appoggiata da Comune e Regione, rimane comunque un'ipotesi impraticabile per il ministro. Toninelli, che durante la visita a Venezia non ha incontrato rappresentanti di Cafarsetti, ha paventato l'ipotesi che per scegliere tra le altre soluzioni, terminal croceristico a Lido San Nicolò a Chioggia, possano essere consultati direttamente i veneziani. Brugnaro non ci pensa neanche. Facciamo il referendum, non so, sarà sulla piattaforma Rousseau, sarà con le schede, sarà ad alzata di mano, forza andiamo tutti in Abissinia, tutti alziamo le mani, no? Abbiamo già visto ste robe, grazie no Ministro. C'è la democrazia, basta seguire la Costituzione. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, andiamo a Treviso, adesso sta suscitando molte polemiche, la notizia diffusa nei giorni scorsi di una collisione sventata all'ultimo minuto fra due Boeing, uno in decollo e l'altro in atterraggio all'aeroporto Canova di Treviso. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta da parte degli enti nazionali di controllo ENAV ed ENAC, che presto, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Cortina alla San Giuseppe, all'aeroporto di Canova, potrebbe essere montato uno schermo radar. Intanto, appunto, come detto, le polemiche continuano. Dalla prima ricostruzione fatta telefonicamente mi è stato descritto il caso in modo assolutamente molto ridimensionato e quindi pare che il clamore che si sta scatenando in realtà sia ingiustificato, però ripeto, nelle prossime ore saprò essere più preciso, perché quando mi confronterò con la struttura riuscirò a capire effettivamente cosa è successo. Comunque non c'è stato alcun rischio per i passeggeri e per i nostri cittadini. Ha chiesto subito spiegazioni il sindaco sulla collisione mancata all'aeroporto Canova del 7 maggio scorso. Una notizia diffusa solo in questo fine settimana che Save descrive come quasi una fuga di informazioni a fronte di un'inchiesta interna aperta all'indomani del fatto, che si può sintetizzare in due Boeing della Ryanair che avrebbero rischiato di scontrarsi, uno durante la fase di atterraggio e l'altro in fase di decollo, nella medesima e unica pista dell'aeroporto Canova. Una fase di voli che tra l'altro non viene gestita da Saver 3, ma dalla rete di controllori di volo, ovvero l'ENAV che gestisce le torri di controllo. Ma per il sindaco poco importa che sia l'uno o l'altro ente. Treviso pretende delle spiegazioni per un fatto grave per l'incolumità dei cittadini oltre che dei passeggeri. Voglio capire nel dettaglio cos'è accaduto e qual è stato il problema tecnico e soprattutto quali sono le eventuali mancanze da parte della struttura aeroportuale in termini di sicurezza. Termine incandescente soprattutto per i comitati che da anni si battono per la chiusura dell'aeroporto e che dopo questo episodio rilanciano. Voi dite chiudiamo l'aeroporto e ne facciamo un camping. Beh, diciamo che comunque sarebbe una soluzione da un punto di vista anche economico vantaggiosa. Escludere l'aeroporto e utilizzare il territorio da un punto di vista turistico e ecologico sarebbe conveniente sotto tutti i punti di vista. L'esempio di Porto Tolle, la centrale a carbone che viene eliminata e viene sviluppato il territorio tramutandolo in un camping, è una soluzione non ideale, più che ideale. Un'eterna battaglia, quella dell'aeroporto di Treviso, che ha portato i comitati a contestare anche l'assegnazione delle Olimpiadi a Cortina del 2026. L'assessore all'ambiente di Treviso che ha difeso con le unghie e con i denti l'aeroporto. Ragazzi, l'aeroporto sta incrementando continuamente l'attività, tuttora. L'anno scorso, 2018, hanno fatto in media 63 movimentazioni giorno. Al 31 maggio di quest'anno il consuntivo è passato a 66 movimentazioni giorno. Mi dica lei se qualcuno con le unghie e con i denti cosa avrebbe dovuto fare. Sono solo ridicolaggini e basta. Cose ridicole. Continua dunque il braccio di ferro Treviso sull'aeroporto, adesso la storia, la memoria della Grande Guerra, il corpo di un soldato italiano ritrovato sulle Meletti, in altopiano di Asiago. Uno dei campi di battaglia più cruenti della Prima Guerra Mondiale, continua a restituire i resti dei nostri militari a oltre un secolo dal conflitto. È
lassù che ci aspetta, è un nostro soldato, aveva combattuto per l'Italia e per l'Italia è morto con un colpo che lo ha raggiunto in testa lasciandolo lì, sulle Melette, dove tanti altri suoi compagni d'arme avevano sacrificato la vita sull'altopiano. Per questo soldato sono passate 102 volte le stagioni, 102 volte la neve ha coperto il suo corpo abbandonato, ignoto tra gli ignoti, 102 volte sono tornati i prati. Ma ora per il soldato delle Melette è venuto il momento di raggiungere chi era andato avanti con lui. Un altro soldato, caduto nella Grande Guerra, è stato quindi ritrovato sull'altopiano. A oltre un secolo dalla fine del primo conflitto mondiale, questo inverno sono stati gli appassionati ricercatori dell'Associazione Amici della Storia di Marostica. Sulla Meletta di Gaglio il rilevatore di metalli ha dato il segnale. Sulla superficie i resti della crestina di un Adrian, l'elmetto italiano, e sotto inequivocabili i resti del soldato. Qui il lavoro dei ricercatori si ferma, la legge non ti permette giustamente di scavare. Prima la segnalazione ai carabinieri, poi il lungo inverno con la neve che si è presentata a più riprese fino a maggio inoltrato. E ora finalmente potremo pensare a lui. Dopo tutti i passi formali, l'ok della procura, l'informazione a onor caduti, il commissariato delle forze armate che si occupa delle onoranze da tributare ai soldati morti in guerra. In attesa dei sopralluoghi ufficiali e delle operazioni di recupero dei resti, possiamo solo chiederci quando e come morì questo italiano. Immaginiamo il 1917, quando le Melette furono investite dall'offensiva autunnale dell'esercito austro-ungarico. Ma vogliamo anche sperare nel poter ricucire a queste ossa il pezzo di vita che è rimasta negletta per 102 anni. Sperare in una piastrina, magari in una gavetta con qualche iscrizione, qualche elemento non portato via dalla ruggine del tempo che possa suggerirci qualcosa, un nome. Comunque sia, chiunque tu sia, soldato delle Melette, dovrai essere onorato come meriti. Ora ti diamo il cambio. Ora puoi ritornare a casa tra i tuoi fratelli. E proprio di Grande Guerra si parlerà a 20:10 questa sera dopo il telegiornale di Treviso con il professor Paolo Criveller del Liceo Da Vinci di Treviso e alcuni dei ragazzi del Liceo Da Vinci di Treviso per parlare di una ricerca fatta dai ragazzi, una ricerca storica particolare, inedita, sugli ospedali nella Grande Guerra. Questo a 20:10. Poi alle 21:15 in prima serata, come ogni lunedì, c'è Ring, la politica alle corde, il talk show del lunedì. Avremo tanti temi sotto i riflettori, questioni migranti con il caso Sea Watch che tiene banco, ma anche con l'ipotesi contestata del muro tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia per arrestare la via, diciamo, balcanica, la via di terra dei migranti, ma poi parleremo anche di economia, di conti pubblici, rischio procedura di infrazione dell'Unione Europea, l'autonomia perché mercoledì dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri, salvo nuovi slittamenti, la bozza, il testo dell'autonomia, insomma tanti gli argomenti di questa sera con Alberto Villanova della Lega, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, Giacomo Nilandi di Sinistra Italiana, membro peraltro dell'equipaggio di Mediterranea, quindi ci potrà parlare anche della sua esperienza nel salvataggio nel Mediterraneo, e poi in collegamento da Strasburgo l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione africana inizia a cedere, sia pure lievemente. Ecco che dunque le nostre regioni saranno interessate da qualche passaggio temporalesco. Vediamo il dettaglio di martedì 2 luglio. Sul Veneto sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi ovunque. Dal pomeriggio avremo qualche acquazzone sui settori alpini in locale sconfinamento alle pianure. Attenzione perché i fenomeni potrebbero risultare anche intensi e accompagnati da grandine. Temperature minime tra 17 e 24 gradi, valori massimi sempre piuttosto caldi, oscillanti tra i 28 e i 35 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto al mattino e con qualche rovescio sui monti e localmente fin verso le pianure a partire dal pomeriggio. Anche in questo caso attenzione a possibili temporali intensi. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime comprese tra i 29 e i 33 gradi.
Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato al mattino, poi il contrasto termico causato tra correnti d'aria fredda potrebbe causare fenomeni temporaleschi anche violenti e con locali grandinate. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, massime tra i 30 e i 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.